Fiaccolata contro l'arrivo di migranti agli ex alloggi militari di Portogruaro, al corteo promosso dalla Lega Nord contestati i politici e le modalità di accoglienza dei richiedenti asilo. Banche Venete, giorno decisivo per la conversione in legge del decreto, in corso la discussione alla Camera, nel pomeriggio protesta dei risparmiatori, intanto nel Trevigiano 2 istituti si fondono. L'omicidio di Sonia Padoan, l'autopsia conferma, uccisa da un unico colpo alla gola che l'ha dissanguata in pochi minuti, inferto con un coltello da cucina, il figlio in carcere con l'omicidio di Chirignago. Trascinate al largo dalla corrente in laguna, salvate nella notte dai vigili del fuoco 2 donne, maltempo nella bassa padovana, 50 le chiamate al centralino del 115. A Caldogno nel Vicentino 4 bambini tra i 9 e gli 11 anni intossicati dal gelato fatto in casa dalla mamma. Aveva acquistato un preparato per semifreddo, i piccoli finiscono al pronto soccorso. Nota ristoratrice di Asola arrestata con l'accusa di aver truffato un facoltoso ultra sessantenne, doveva fare da intermediaria per la vendita di alcuni immobili, spariti 70.000 euro. Ponte dei Baratieri a rischio crollo, chiuso al traffico di barche e pedoni, uno degli snodi principali della viabilità cittadina, sopralluogo dei tecnici per verificare la gravità della situazione. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. In primo piano la vicenda delle banche venete, perché quello di oggi è il giorno decisivo per la conversione in legge del decreto che dovrebbe di fatto salvare la BPV e Veneto Banca. In corso la discussione alla Camera, mentre nel pomeriggio vi sarà una manifestazione dei risparmiatori proprio di fronte a Montecitorio. In aula ci sarà anche il deputato del Movimento 5 Stelle Federico D'Inca, che dovremmo avere in collegamento telefonico. Buongiorno onorevole. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno, dunque noi l'abbiamo definito quello di oggi come il giorno decisivo per le due popolari venete. Di fatto sicuramente stiamo parlando di una giornata importantissima per i risparmiatori veneti, per tante persone che hanno avuto fiducia nelle banche venete, che oggi si trovano praticamente in mezzo a una strada. Insomma, siamo veramente davanti a una distruzione di massa del risparmio dei veneti e veramente oggi noi ci batteremo, come abbiamo fatto tra l'altro anche ieri. Io ero in aula con un cartellone enorme in mano, ladri di risparmi, perché volevamo accusare quello che è stato fatto da parte del governo, che di fatto ha svenduto le due banche venete in questo momento, e tra l'altro le nostre proposte, che erano proposte assolutamente sensate di buon senso, e il redattore le aveva prese in considerazione, come le richieste per le azioni di responsabilità sui dirigenti, ma non solo, l'allargamento della platea dei rimborsi degli obbligazionisti oltre il 12 giugno del 2014, sono state completamente bocciate. Ieri per l'appunto siamo presentati in aula, striscione alla mano, salvadanaia alla mano, perché hanno ancora una volta, oltre a questo fatto da parte della dirigenza di Zonin, di Consoli in Veneto, per la distruzione di due banche fondamentali per il territorio, anche all'interno delle commissioni dove potevamo migliorare questo benedetto decreto banche, ci hanno chiuso la porta in faccia, e il PD e il governo del nostro paese ha dato praticamente una linea durissima e ha impedito di poter portare un maggiore ristoro a chi oggi insomma vede dilaniato e divorato il proprio risparmio. Da più parti si dice che non c'erano alternative, questa era l'unica strada percorribile per effettivamente salvare i due istituti di credito. Secondo voi c'erano altre strade invece da seguire? Beh, innanzitutto bisognava per tempo andare a comprendere quello che succedeva in Veneto, e io mi domando sempre come le persone, le classi politiche, la classe dirigente del Veneto non si sia mai accorto di come queste due banche rimanevano con dei valori altissimi mentre un mondo attorno stava crollando. Questo sicuramente comporta degli oneri e delle importanti revisioni degli organi di vigilanza del nostro paese, oltre a quelli europei, ma soprattutto insomma di Banca d'Italia, che di fatto non è in grado di vigilare in maniera attenta. E oltre a questo noi più e più volte, sia per l'MPS che per le banche venete, abbiamo parlato di nazionalizzazione, non soltanto come in questo caso di bad bank e di acquisizione della parte degli NPL, questi famosi crediti in sofferenza, ma appunto abbiamo
abbiamo parlato fin dall'inizio di nazionalizzazione e di la capacità del buon padre di famiglia, lo Stato doveva prendersi in carico le due banche e più MPS e traghettarle verso una gestione più adeguata e sicuramente più trasparente, con una redditività sul lungo periodo. Invece, come è stato fatto attraverso anche delle scriteriate considerazioni europee per quanto riguarda il bail-in prima o altre modalità, oggi ci troviamo davanti praticamente il cadavere fumante di due banche che sul territorio hanno fatto, ed erano tantissimo per le persone, ma che di fatto oggi sono soltanto dei pesi e che hanno appunto divorato il risparmio dei cittadini. Io ringrazio l'onorevole D'Incà per la sua disponibilità, lo lasciamo appunto a quella che sarà la discussione alla Camera su questo decreto. Grazie ancora onorevole per essere stato... soltanto accennare una cosa: noi faremo 35 ore consecutive, faremo ostruzionismo su ogni ordine del giorno, siamo 88 parlamentari alla Camera del Movimento 5 Stelle e ci batteremo tutto il giorno, oggi, domani, probabilmente anche venerdì, perché si possa rimanere con l'attenzione alta, perché tutti possano sapere quello che sta succedendo. Io prego Rete Veneta di poter dare come sempre il proprio contributo per fare chiarezza, perché sembra quasi quasi che oggi vi siano altri pensieri all'interno del Veneto. Ho visto anche i giornali di oggi, sono rimasto stupefatto che le prime pagine non parlassero esclusivamente del decreto banche, ma che spesso e volentieri si soffermavano su opere infrastrutturali che, per quanto importanti fossero, non sono la notizia del giorno. Oggi la notizia del giorno non sono i vaccini, non è il ponte sulla Priola, ma la notizia importantissima del giorno sono le banche venete e il decreto sulle banche venete. Tutto il resto è fumo negli occhi. Grazie ancora per per aver sottolineato questo aspetto. Noi, la nostra emittente, è sempre vicina, insomma, questa vicenda la stiamo seguendo da tempo, tenendola in primo piano per aggiornare i nostri telespettatori su quelle che sono le novità, e continueremo anche appunto nelle nostre edizioni serali a seguire quella che sarà appunto la discussione che si annuncia accesa alla Camera. Voltiamo pagina e parliamo della manifestazione che si è svolta ieri sera a Portogruaro contro i 28 richiedenti asilo da qualche giorno ospitati in una palazzina. Ci sono stati attimi di tensione con le contestazioni dei cittadini nei confronti dei politici presenti. 200, forse anche di più, cittadini di Portogruaro e delle frazioni vicine, insieme nel corteo contro i 28 migranti ospitati in questi giorni nelle palazzine di via San Giacomo. Un corteo pacifico a sfilare giovani, famiglie e mamme con i bambini. Non mancano però sin dall'inizio alcuni attimi di tensione. Qualche cittadino lamenta la presenza delle bandiere della Lega. Ma perché no? Perché no? Questo è il libero cittadino. Noi politici. Io sono un libero cittadino. No, politica. Non politica. Ma chi è che li ha mandati qua? La politica o l'ha mandato? Fate quello che volete. Anche dai balconi arrivano le contestazioni. Poi piaccole, ma tornai a casa, vergognete. Non passa certo inosservata l'assenza del primo cittadino, Maria Teresa Senatore. È il sindaco, non è il primo cittadino. E il primo cittadino non dovrebbe difendere tutti i cittadini di Portogruaro, e chi gli ha dato il voto. Ma a rappresentare l'amministrazione comunale diversi assessori, tra cui il vice sindaco Chetti Fogliani. Quello che è importante è che comunque appoggia la nostra protesta, perché è giusto che sia così. Noi abbiamo avuto un'imposizione da parte del prefetto, avevamo chiesto informazioni perché c'erano voci che giravano da tempo, sembrava non ci fosse nulla, che non ci fosse nulla di vero. Invece giovedì, quando è arrivato il prefetto, è venuto a comunicarci che avrebbe utilizzato le 3 palazzine. In testa al corteo diversi rappresentanti del Carroccio, dal numero 1 della Lega Veneta Gian Antonio D'Arè, al vicepresidente della Regione Veneto Gianluca Forcolin, al segretario provinciale del Veneto Orientale Luca Tollon. Questa non è accoglienza, questo è scaricare sui cittadini e sui sindaci le scelte scellerate di un governo del centro-sinistra, del governo Renzi. Questi sono i risultati. C'è molta preoccupazione da parte dei cittadini anche per quello che riguarda il tema della sicurezza. Più volte l'amministrazione comunale ha chiesto più forze dell'ordine sul territorio, queste richieste sono sempre state ignorate, adesso ci mandano addirittura degli immigrati clandestini. Il corteo arriva di fronte alle palazzine dove da giorni c'è un presidio fisso dei cittadini. Qui ancora momenti di tensione durante i discorsi degli esponenti politici. Dove eravate? Adesso venite qua con le bandiere! Con le bandiere, venite qua! Qua non è bandiere, siamo tutti italiani, non bandiere! Alla fine tutto rientra, in via San Giacomo rimane la preoccupazione dei residenti. Sono
tutti questi giovani, maschi di una certa età, cosa faranno qui poi da noi? Adesso sono 28, se ne arriveranno di più? La presenza fisica è fondamentale. Faccio un richiamo anche ai nostri paesani, a chi abita vicino a noi, venite qui con noi. Ed ora andiamo a Vicenza, dove dovremo avere in collegamento telefonico Vanessa Banzato, che ci racconta quanto accaduto. Una mamma ha preparato in casa il gelato e 4 bimbi sono rimasti intossicati. Raccontaci tutto, Vanessa, buongiorno. Sì, è vero che i dolci fatti in casa dalla mamma sono sempre più buoni, ma a volte già, possono essere anche pericolosi. Ne sanno qualcosa 4 bambini di età compresa tra i 9 e gli 11 anni rimasti intossicati dal gelato fatto in casa dalla mamma di 2 di loro. È accaduto a Caldogno, la donna aveva comprato un preparato al supermercato, una di quelle classiche polverine a cui si aggiungono a casa ingredienti freschi e genuini, allora vai di latte, yogurt, frutta, uova. Una volta tirato fuori dal congelatore il freschissimo dolce è stato divorato dai piccoli, che poveretti però dopo qualche ora hanno iniziato ad accusare nausea e sono seguiti attacchi di vomito e dissenteria. Sono stati portati in guardia medica, i sanitari hanno diagnosticato una bella intossicazione alimentare causata molto probabilmente proprio da uno degli ingredienti che proprio fresco non era. I ragazzini comunque se la caveranno con qualche giorno di dieta, minestrina e riso in bianco e ovviamente niente gelati per un po' di tempo. Per il momento è tutto. Grazie e buon lavoro a Vanessa Banzato. Ancora cronaca, continuano le indagini sull'omicidio della 76enne Sonia Padoan da parte del figlio Mauro. Nuovi importanti elementi arrivano ora dall'autopsia. Sonia Padoan è morta dissanguata in meno di un minuto, colpita da un solo preciso colpo di coltello alla gola che le ha tagliato di netto la carotide. Nessun segno di resistenza da parte della donna, né di ulteriori violenze da parte del figlio Mauro Cappella Padoan, il suo presunto omicida. I risultati dell'autopsia sul corpo dell'anziano hanno anche identificato con certezza l'arma del delitto, uno dei coltelli da cucina sequestrati dagli investigatori. Padoan, che ha raccontato di aver ucciso la madre perché lo aveva scoperto mentre tentava il suicidio, si trova in carcere a Santa Maria Maggiore, in cella con un altro omicida reo confesso, Stefano Perale, accusato del brutale assassinio lo scorso 17 giugno dei fidanzati Biagio Buonuomo e Anastasia Shakurova. La difesa di Padoan punta sull'aspetto psichiatrico per ottenere una sentenza mite, anche in considerazione delle tragedie subite in precedenza dalla famiglia, il suicidio del fratello e la morte del padre per crepacuore. Torniamo a parlare di banche, ma questa volta con una notizia positiva che riguarda la fusione tra 2 istituti di credito veneti. Ci spiega tutto in collegamento Lucio Zanato. Eccolo qui. Ciao Lucio, buongiorno. Raccontaci tutto, di che si tratta? Vai. Buongiorno, vi parlo dall'esterno del centro Marca Banca qui a Treviso lungo il Terraglio, vi parlo perché in questo momento è in corso la conferenza stampa di presentazione della fusione del centro Marca Banca con la Banca di Santo Stefano Credito Cooperativo di Martellago Venezia. Una fusione importante perché tende ad ampliare, diciamo così, quello che è lo spazio di questa banca trevigiana con nuovi sportelli verso il padovano e verso il veneziano. Me ne parliamo perché è un momento di aggregazione per delle banche, in un momento di svolta del sistema bancario, questo è stato detto durante la conferenza stampa e ovviamente tutto questo fa riferimento anche a quello che sta succedendo con le banche venete, ovvero con Veneto Banca Popolare di Vicenza. Del resto, sparendo di fatto le 2 banche venete, si è creata una sorta di taglio fra banche, diciamo così, di taglio internazionale e nazionale e poi piccole banche che adesso con le nuove normative si stanno, diciamo così, coalizzando in un grosso gruppo, li crea con testa a Roma e che permetterà, diciamo così, nell'atto pratico poi di garantire quello che si dice il credito alle nostre imprese. In effetti il passaggio fondamentale è proprio quello, e il messaggio che queste banche hanno voluto dare è le aziende venete, le aziende trevigiane non saranno lasciate sole, nel caso di intesa ci sarà comunque un'alternativa e sarà formata proprio da queste banche di credito cooperativo che cercano di rafforzarsi proprio per poter garantire quella solvibilità, quel credito, ma soprattutto quella garanzia che il nostro sistema economico in questo momento chiede più che mai, subito dopo
del resto dopo quello che è capitato con le banche venete. Il resto ve lo raccontiamo questa sera nel corso del telegiornale delle 19:30. Adesso linea allo studio. Grazie, buon lavoro a Lucio Zanato e a Nicoletta Rizzetto. E adesso invece in collegamento telefonico Ilaria Marchiori, perché la Guardia di Finanza ha presentato quelli che sono che è il danno erariale emerso dalla vicenda Mose. Ilaria, raccontaci tutto, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno a voi in studio, buongiorno ai telespettatori. Siamo ancora qui nella sede della Guardia di Finanza in Corso del Popolo Mestre, dove è ancora in corso la conferenza stampa perché stanno elencando tutti i danni erariali che sono stati accertati. Parliamo di oltre 37 milioni di euro e la Corte dei Conti che ha condannato ben 4 responsabili. Questo dopo quanto emerso dal patteggiamento dei 33 imputati, 2 condanne in attesa della sentenza. Stiamo parlando di ulteriori indagini da parte della Corte dei Conti. I finanzieri del reparto veneziano hanno eseguito accertamenti mirati per ricostruire la disponibilità patrimoniale e finanziaria degli indagati e anche le specifiche attività investigative che poi hanno permesso di individuare anche nuove responsabilità. Dunque sono stati segnalati alla Procura della Corte dei Conti ben 8 persone responsabili di danni erariali appunto per 37 milioni e 6, di cui 4 già condannati in primo grado dalla magistratura contabile. Ovviamente tra questi c'è anche l'ingegner Mazzacurati, stiamo parlando nei suoi confronti di un danno erariale per 21 milioni e 7 corrispondenti all'ammontare delle tangenti che sono state incassate dai pubblici ufficiali condannati nell'ambito dell'indagine e sulla costruzione del Mose. Ovviamente stanno venendo fuori altri nomi che ci stanno elencando in questo momento mano a mano durante la conferenza i finanzieri e anche il procuratore. Dunque vi daremo tutti i dettagli nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie ad Ilaria Marchiori. Altra indagine della Guardia di Finanza, questa volta ad Este, ha portato al sequestro di 90.000 euro ad un commercialista denunciato per usura. Indagato per usura, ora la Finanza insieme alla Procura ha disposto il sequestro di 90.000 euro di beni ad un commercialista della zona di Este. Il denaro era depositato in 2 conti correnti del professionista. Secondo gli uomini delle Fiamme Gialle sarebbero il provento di usura. Le indagini sono iniziate circa un anno fa a seguito di una denuncia sporta da un'imprenditrice legale rappresentante di un'impresa di costruzioni con sede nel Trevigiano. La donna ha raccontato che per far fronte ad una temporanea difficoltà economica aveva ottenuto dal commercialista testino una somma di 85.000 euro. Nel giro di pochi anni, dal 2012 al 2013, l'imprenditrice ha detto di aver restituito la somma maggiorata di 58.000 euro di interessi, pari ad un tasso annuo del 42,40%. Durante le indagini sarebbe emerso un altro episodio di usura. In questo caso la vittima è un'altra imprenditrice che a fronte del prestito di 150.000 euro a titolo di mutuo ha restituito al commercialista 32.000 euro di interessi. Ora l'uomo è stato denunciato. Ci spostiamo in provincia di Treviso, ad Asolo, dove una nota ristoratrice è stata arrestata in flagranza dopo l'ennesimo prelievo di denaro. È accusata di aver raggirato un anziano sottraendogli decine di migliaia di euro. Arrestata con l'accusa di truffa aggravata nei confronti di un anziano, un facoltoso ultrasettantenne di Asolo, dal cui conto avrebbe fatto sparire circa 70.000 euro. Una nota ristoratrice, la 59enne Bianca Maria Tessaro, titolare del Pane, Vino e San Daniele di Asolo, si trova ora ai domiciliari. Dopo un anno e mezzo di indagini, i carabinieri della locale stazione la accusano di aver raggirato un pensionato che si sarebbe rivolto a lei come intermediaria per la vendita di alcuni immobili in centro storico. La somma mancante sarebbe stata richiesta a piccoli importi alla volta, giustificati dalla ristoratrice con le spese via via sostenute per cercare di mandare in porto la vendita. Solo una messa in scena, secondo i militari dell'Arma, che hanno dato avvio alle indagini su richiesta dei figli del pensionato, accortisi degli ammanchi in conto. L'arresto in flagranza ieri mattina proprio all'uscita da una banca della 59enne e dell'anziano dopo l'ennesimo prelievo di denaro. Adesso ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con tante altre notizie dal Veneto.
Ancora la cronaca ad aprire questa seconda parte del nostro telegiornale per una nuova aggressione ai danni di un'anziana padovana. Salgono così a 9 le rapine in città. Rapinata sotto casa dopo essere stata dal medico, ora un'anziana residente nel quartiere Palestro vive nella paura. La donna lunedì sera stava aprendo la porta di casa quando è stata avvicinata da un ragazzo che l'ha afferrata al collo e le ha strappato la collanina. L'anziana ha urlato e ha cercato di inseguire il malvivente ma non ce l'ha fatta. Dopo questo episodio di violenza Sporto denuncia, prima però è andata in ospedale perché era sotto shock. Con questa aggressione salgono a 9 le rapine di collane d'oro e danni di anziane in città nelle ultime 2 settimane. Salvate 2 donne in difficoltà al Lido di Venezia. I vigili del fuoco sono intervenuti insieme alla Polizia di Stato e alla Capitaneria di Porto per la ricerca e il salvataggio di 2 veneziane disperse in laguna mentre facevano il bagno. L'allarme è stato dato dall'uomo che era in compagnia delle 2 donne, è rimasto incagliato con una barca nei pressi delle bocche di porto del Lido di Venezia, mentre le 2, una 36enne e una 37enne, erano entrate in acqua per fare il bagno quando sono state sorprese dalla corrente che le ha portate al largo. I pompieri dopo circa 20 minuti hanno trovato una delle 2 donne in una secca, impaurita, infreddolita, è stata soccorsa e portata in terraferma. L'altra dispersa era stata trovata poco distante dal personale di un'imbarcazione della polizia. Entrambe sono state portate in pronto soccorso per un controllo. Condannati complessivamente ad oltre 13 anni di reclusione i 3 albanesi protagonisti lo scorso autunno di una rocambolesca fuga dal Friuli al Veneto e di una querelle tra le procure di Treviso e Pordenone. La rocambolesca fuga da Pordenone a Meduna, terminata nelle acque del Livenza, il salvataggio da parte dei carabinieri con la procura di Treviso che decise di non procedere all'arresto e i colleghi di Pordenone che invece li fecero catturare mentre stavano per imbarcarsi su un aereo a Malpensa. Ora è arrivata una pesante condanna per i 3 ladri protagonisti il 15 novembre scorso di quel doppio episodio. Per i 3 cittadini albanesi di 23, 34 e 40 anni, pene che vanno da 3 anni e 10 mesi di reclusione a 5 anni e 6 mesi, con multe da 800 a 1000 euro. La banda è stata ritenuta colpevole della ricettazione dell'Audi A6 con cui aveva compiuto la fuga, furto aggravato e falsa attestazione delle proprie generalità. Contestati anche un tentato furto e un furto in abitazione ad Azzano X e altri colpi nel pordenonese che i 3 hanno messo a segno comunicando tra loro con delle radioline in modo che i telefoni cellulari non agganciassero delle celle. Il maltempo continua a flagellare il Veneto in questa estate, stavolta ad essere colpita la bassa padovana, alberi caduti, scoperchiato un magazzino, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Il maltempo che si è abbattuto nelle scorse ore in tutta la regione ha provocato danni nella bassa padovana. La centrale operativa dei vigili del fuoco ha raccolto 50 chiamate da questa zona a Stenghella, lungo la statale adriatica. Un magazzino è stato scoperchiato dal vento. La guaina di copertura è volata sulla carreggiata creando disagi al traffico. Poco distante un altro albero è caduto sulla strada a Boara Pisani, circolazione interrotta per caduta di piante anche a Monselice lungo la strada statale 16. Alberi caduti anche a Bagnoli, Conselve, Maserà e Tribano, dove c'è stato anche un cedimento di un palo dell'illuminazione. A Piove di Sacco il vento invece ha sradicato un albero del parco di Palazzo Gradenigo che è caduto su via Castello nella zona del centro. Andiamo ora a Venezia, dove il ponte dei Baretteri è stato chiuso al traffico per il rischio crollo. Ponte dei Baretteri chiuso al transito pedonale acqueo da circa 24 ore, in seguito a un sopralluogo dei vigili del fuoco per verificare le condizioni dello storico manufatto nel sestiere di San Marco, tra Rialto e la piazza, dopo le segnalazioni preoccupate di alcuni residenti. I pompieri hanno riscontrato alcuni punti di parziale distacco delle malte e relative sconnessioni dei conci in pietra d'Istria. Per tutelare la sicurezza di cittadini e passanti è stato adottato il divieto di transito. Sul posto anche i tecnici della Direzione Lavori Pubblici del Comune, quelli di Insula e una pattuglia della Polizia Municipale. Si è realizzato un intervento d'urgenza con l'installazione di reti e transenne per garantire la pubblica incolumità.
In mattinata nuovo sopralluogo tecnico per verificare lo stato di consistenza dell'intradosso del ponte e gli interventi necessari per riaprire subito il transito pedonale e il prima possibile anche quello acqueo. Le condizioni dei ponti di Venezia, messi alla prova da moto ondoso e urti di barche in ferro troppo ingombranti per gli stretti lì della città storica, continuano a peggiorare. La mancanza di stanziamenti speciali per le manutenzioni e di regole più restrittive per il traffico acqueo sta portando la situazione a un punto critico. Vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10, si parlerà del referendum per la separazione di Venezia Mestre, ospiti in studio Stefano Chiaromanni del Movimento per l'Autonomia di Mestre e Lorenzo Colovini del gruppo 7 luglio. È tutto per questa prima edizione, vi lascio alle previsioni del tempo per le prossime ore sulle nostre regioni, vi ricordo poi gli appuntamenti con le edizioni serali a partire dalle 18:30. Grazie per l'attenzione, buona giornata a tutti. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Prosegue il dominio di Caronte, l'alta pressione che ormai da giorni porta tanto sole e gran caldo sull'Italia. Qualche lieve disturbo solamente sulle Alpi. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, salvo una maggiore e parziale nuvolosità e i consueti addensamenti con qualche temporale sulle Alpi di confine e sui rilievi del nord vicentino. Temperature massime tra i 27 e i 35 gradi, minime tra i 18 e i 22 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Giornata caratterizzata dal bel tempo e da tanto sole. Saranno possibili soltanto degli addensamenti con qualche temporale sulle aree alpine. Temperature massime tra i 29 e i 32 gradi, minime tra i 19 e i 22 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento su gran parte della regione, salvo addensamenti e locali temporali sulle aree alpine di confine. Temperature massime che risultano essere più o meno stazionarie sui 31-33 gradi, minime in calo attese tra i 16 e i 17 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso e i venti moderati e sudorientali. Bene, questo aggiornamento è giunto al termine, vi do appuntamento a domani, arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.